Anche all'andata queste due squadre ci hanno fatto vedere una partita con molti ribaltamenti di fronte, una sfida che è finita con molte reti e intanto è iniziata. Il Conegliano deve cercare di ridurre lo svantaggio rispetto alle altre squadre che sono davanti, ovvero Montello e Darzignano, perché se dovesse finire la classifica con più di 8 punti di svantaggio sarebbe fuori anche dai playoff. Ottima giocata di Veseli per Ziberi! 1-0 per il Conegliano, la giocata di Veseli per Ziberi e il Conegliano la sblocca. Ha già dimostrato le sue doti tecniche, mancino molto pericoloso il suo. Fame cerca sul secondo palo, attenzione al gol di Bresolin che pareggia subito. Mancano 10 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo. Per i ragazzi di Mister Brusaferri. Ziberi subito cappelletto, la tocca ancora per Ziberi che rientra sul mancino, para Trivellin, grandissima giocata del numero 10. La difficoltà anche per i portieri è capire dove Ziberi può calciare destra-sinistro, lui può andare dappertutto. Azione il contropiede di nuovo per Bresolin che cerca sul secondo palo, pallone che i giocatori del Cosmos non sono riusciti a spedire alle spalle di Celotto. Ancora Bresolin che l'anno scorso ha segnato ben 39 reti in Serie C2, numeri non banali per il classe 2001. Brusaferri prova a lottare, prova al destro anche, interviene Trivellin. No, lo facciamo dopo. Adesso riparte il gioco con il gioco del Cosmos. Favaro, c'è un 3 contro 1, Favaro serve Carbucci, palo! Poi De Piccoli e la palla finisce incredibilmente fuori. Favaro, Ziberi provano a dialogare due, adesso Favaro si sposta per lasciare spazio. Brusaferri, Ziberi, Favaro cerca ancora Ziberi, la palla esce di nulla. Veseli che prova a puntare, serve su Ziberi, Pinato cerca ancora Ziberi con la punta, para Trivellin, ma Ziberi è in gara e lo stiamo trovando bene. È sempre il solito 1-2 Ziberi, quando vede la porta lui tira da ogni posizione, ci prova, molto spesso riesce a centrarla. Ancora Ziberi, prova Pinato sulla respinta, palo interno e poi palla fuori, che in questo momento rimane a 20 punti e il Cosmos che con il pareggio lo raggiunge. Boateng lancia il contropiede, è un 2 contro 2, trova la punta e c'è il gol. Quindi Boateng non perfetto Celotto in questa situazione con la punta del numero 10. Hanno provato tante volte questo schema, fino adesso non è mai riuscito. Ziberi a fuori spazio, Ziberi rientra, la tocca per Veseli che di mancino finisce fuori. Ripartenza del Cosmos, perché il secondo gol di Boateng è arrivato proprio da una ripartenza guidata tutta da lui e che ha portato alla rete, quindi devono stare anche attenti lì da dietro. Squadra di casa che sta provando ad andare in ritmo, adesso riparte Fami, la tocca per Baroni, il gol a porta vuota. In questi 2 minuti avevamo ripreso lo stesso Canovaccio. Fallo arbitro! Fischia! Ziberi rimontato da dietro, punta! Ziberi, chi se non lui a trovare il pareggio? Sono De Piccoli, Favaro e Brusaferri. Adesso l'unico che rimane in campo ovviamente il numero 10. Veseli! 3-2 per il Conegliano, all'improvviso, dal nulla, Pinato trova una magia per il primo gol con la maglia del Conegliano di Veseli. Veseli. Pelletto. Alza, sì, alza, dai! Veseli cerca l'immediata per Pinato, adesso 3 contro 2 possibile. Il secondo palo, interviene Celotto! Sta andando di più della squadra. Fami, la tocca per Baroni. Riparte il Cosmos
che sta dimostrando di poter fare gol in qualsiasi momento. Adesso giocatona di Boateng, palla che c'è ancora una volta graziato il Conegliano. Fami. Il Conegliano sta proprio soffrendo questa rapidità degli esterni, ma anche di tutti gli attaccanti del Cosmos, che vanno a 1000 all'ora e fanno molta fatica. Intanto c'è il gol di Boateng che trova il 3-3. Sorpresa, una difesa passiva del Conegliano. Possiamo dire che in realtà ci stava anche il fallo nella precedente azione su Boateng, con Favaro che è intervenuto alle spalle, sì con la spalla, ma in ritardo. E la palla lontana. Fami vuole rientrare sul destro. Fami trova il 4-3. Questa è una mazzata per il Conegliano. Fami. Va detto che il Cosmos adesso sta veramente approfittando della situazione vantaggiosa. Adesso Ziberi cerca Pinato al centro dell'area, interviene Boateng in scivolata, contropiede, riparte Fami a tu per tu con Cerotto, palo fuori per il Conegliano. Dopo una stagione sì difficile, attenzione, Baron prova il pallonetto, salva Ziberi. Era un po' sorpreso da questa mossa, non sembrano aver trovato ancora le misure giuste. Veseli. E qua il Conegliano deve essere bravo per pulire. Brusaferri. Ziberi, Brusaferri! 4-4. Adesso mancano 2 minuti e 10 secondi e la partita è tutta da vivere. Parte. Fami! Favaro cerca il suo secondo palo, Ziberi para Trivellin. Adesso Veseli, situazione di 4 contro 2. Ziberi cerca il suo secondo palo, usa Ferri ma para ancora Trivellin e finisce qui la gara.